92. La tua radio. Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. A voi la linea. Grazie Lorenz, ed era il 1974, il grande Franceschino Zappa ci ricordava nell'album Apostrophe di non mangiare la neve gialla, don't eat the yellow snow, e mai come in questo clima natalizio non mangiate la neve gialla, perché potrebbe essere arrivato qualche cane a fare la pipì, in questo caso era un husky. Ben ritrovati sulle frequenze Radio Libertà, questa è una delle trasmissioni più sgangherate della radio, di questa radio, ed è Chilometro Zoom e bando alle ciance. Io sono Lorenzo Viviani e qui con me c'è il mitico, impareggiabile, immenso Antonino Danna. Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom, il criso microfonato per quest'anno ancora, è l'ultima puntata di quest'anno, programma di Radio poi Libertà. non siamo più criso microfonati, E in relazione al 2024 sì, noi continuiamo a esserlo, perché però insomma l'anno 2024, questa è l'ultima puntata dell'anno come sì. Chilometro Zoom, Yes. perché lunedì ci sarà ovviamente Zoom sempre alle ore 18:05, però è ovvio che sarà un'altra cosa. Il criso microfonato programma è Chilometro Zoom, quindi il criso microfonato. Intanto buonasera, bentrovati. Vi ricordo sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un giornale online nel quale ci sono gli auto da fede di Giulio Cainarca, i Liberamente di Giovanni Sallusti, la rassegna stampa di Semivarin e molta altra bella robina ancora. E le coordinate a cui incrociamo: 340-670-9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi, oppure 0292947222 se volete dire la vostra attraverso il magnifico strumento Eero inventato da Antonio Meucci, che è
il telefono. Allora, intanto buon Natale a tutti, fatto. Ma intanto, com'è passato il Natale? Dato che te, ieri eravamo in festa, giusto? Quindi Sì. sei rientrato dalle feste natalizie. Sappiamo anche che non sei milanese, sei ligure in questo periodo. Quindi Ebbene sì. raccontaci com'è passato, 2 minuti. Anzi, vi dirò già, cari radioascoltatori, che questa sarà una puntata abbastanza leggera, perché avremo con il nostro grande chef di Federcuochi Lazio, Circello, che tra poco ci racconterà e ci darà 2 dritte per il cenone. Poi avremo Valentina Tepedino, se riusciamo a incrociarla, che ci darà 2 o 3 notizie invece per quanto riguarda il reparto pesce, per darvi 2 consigli per non essere gabbati in pescheria, quindi vi darà qualche consiglio, diciamo, come si deve. Ma intanto, Antonino, cosa hai fatto? Che pappa hai fatto durante questi giorni? Allora, visto che siamo in una regione a forma di boomerang, diciamo che Lorenzo sta trasmettendo dal corno destro del boomerang e io trasmetto dal corno sinistro del boomerang. Quindi questa sera abbiamo veramente unificato tutta la regione Liguria. Ponente e Levante, in Esatto, eterno conflitto. Esattamente, Ponente e Levante. E allora, che cosa ho mangiato io? Dunque, tramezzini al salmone fatti da Sara, molto buoni. Salmone però. Lo so, capita. Poi abbiamo tutta una serie di, come possiamo dire, abbiamo avuto lasagne, gnocchi, cima ligure, Bravo. polpettone di zio Paperone, come lo chiamo io, quindi la bistecca arrotolata, questa è una specialità che fa mio suocero. Poi abbiamo, mia suocera pure, grande esperta della cima ligure. Poi abbiamo avuto, che altro? Biscotti vari ed eventuali fatti da mia nipote, nonché mia figlioccia Francesca, la torta fatta pure da lei con la panna, la fragola e tutto il resto. Mia Vedi, cognata però hai una Rita passione, si vede che ha ha la fatto gli passione. antipasti, insomma, è stata una Allora, roba che hai alla la passione, fine... si vede che ha la passione per il cibo, perché io non mi riuscirei, io se ti dico la verità, se mi chiedono cosa hai mangiato, mi ricordo i ravioli un giorno, mi ricordo il primo giorno cosa ho mangiato, una pasta con i gamberi, non mi ricordo neanche. Te riesci a segnarti tutto e più che sei veramente è una cosa lì, è l'elenco, come se vi vedessi la lista davanti, è una cosa meravigliosa, una cosa meravigliosa. Comunque, queste feste, diciamo che ci hanno sicuramente lasciato qualche chilo in più. E voi che ci ascoltate, cosa avete mangiato all'insegna del Made in Italy? Perché il nostro caro Antonino, ti farò sgridare da Valentina Tepedino, far poco, ci ha tradito col salmone, ve lo dico, scherzo, mangiate pure il salmone, ma insomma, per Natale ve lo concedo. Però cerchiamo Però sempre di prendere prodotti almeno mediterraneo. ho mangiato anche un profumato e Almeno dei saporito... prodotti che vengano dal Mediterraneo. Certo, e ho mangiato anche un profumato e saporito salame al tartufo, made in Italy. Bene, Quindi... bene, sono 17:39 minuti, vi daremo anche qualche notizia naturalmente su quello che succede a livello internazionale e nazionale in campo agricolo, sempre aperta la diatriba ma te dici diatriba o diatriba? Bah, io diatriba. Ok, perché c'è qualcuno che dice anche diatriba e io devo dire la verità, non rimango sempre un po' così, dato che sono una capra e quindi ho sempre comunque accetto il tuo. Quindi, Ma guarda, lo chiediamo subito al dizionario Treccani, più autorità di quella. Aspetta che diatriba. Vediamo un attimo come lo accentano loro e ci teniamo. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, sinonimi e contrari, questo è il dizionario Treccani. No, si può dire in entrambi i modi, sia diatriba che o diatriba. Sì. mi sembra che Giulio, il nostro Giulione, dicesse diatriba. Non Vabbè, ma so, si può dire in ambo i modi. vabbè, comunque, detto questo, c'è sempre il tema del Mercosur che riempie le pagine dei quotidiani nazionali. Adesso è intervenuto anche naturalmente il ministro Lollobrigida il tema delle compensazioni. Ricordo ai nostri amici radioascoltatori, il Mercosur è questo accordo con i paesi dell'America
latina, quindi la parte sud, la parte australe delle Americhe, diciamo la parte dell'emisfero sud, dove praticamente c'è questa partita legata a questo trattato di libero scambio con i paesi con questi paesi, naturalmente, tanti diciamo lati positivi per il settore manufatturiero italiano, quindi l'automotive e tanti altri, ma non per il nostro settore agricolo. Parte australe, l'equatore passa, diciamo, abbastanza alto. Adesso stavo riflettendo su quello che ho detto prima, però passa abbastanza basso. Però sì, diciamo che c'è una parte, diciamo, sotto l'equatore e una parte sopra l'equatore. Detto questo, parlando dell'America del Sud, sicuramente sì, sicuramente ci saranno dei risvolti molto importanti per il settore agricolo, che teme naturalmente delle importazioni. Dall'altra parte abbiamo, sapete molto bene, il tema della deforestazione, che è un tema molto importante, soprattutto in quel dell'America Latina, e naturalmente tutto questo potrebbe provocare un aumento delle produzioni agricole per le esportazioni nei nostri paesi, quindi anche un aumento della deforestazione. Non mi esprimo, non dico cosa è meglio o cosa è peggio, ma sicuramente serve porre molta attenzione. Soprattutto serve capire una cosa, che gli accordi quando si fanno devono essere possibilmente win-win, devono vincere ambo le parti, non che vince una parte sola e agli altri diamo al solito i sussidi per intervenire, per risolvere il problema, per fare questo e per fare quello. Direi anche no, grazie, non è assolutamente il caso. Permettetemi un po' di solidarietà di categoria con la collega Cecilia Sala, la Farnesina ha scritto di lei questo pomeriggio, siamo qui sull'Ansa. Sì. Cecilia Sala, la giornalista italiana Cecilia Sala in Iran per svolgere servizi giornalistici, è stata fermata il 19 dicembre scorso dalle autorità di polizia di Teheran. Su disposizione del ministro degli affari esteri Antonio Tajani, l'ambasciata e il consolato d'Italia a Teheran stanno seguendo il caso dell'arresto della collega Cecilia Sala con la massima attenzione sin dal suo inizio. In coordinamento con la Presidenza del Consiglio, la Farnesina ha lavorato con le autorità iraniane per chiarire la situazione legale di Sala e verificare le condizioni della sua detenzione. Oggi l'ambasciatrice d'Italia Paola Madei ha effettuato una visita consolare per verificare le condizioni e lo stato di detenzione della dottoressa Sala. La famiglia è stata informata dei risultati della visita. Al momento, tra l'altro, non si sa nemmeno per quale motivo lei sia stata incarcerata, e questo vi dimostra, vabbè, meglio che non lo commento. Guarda, io non ho seguito un intervento diplomatico. A parte, perdonami, perché sì, insomma è una notizia che mi ha toccato, quindi hai fatto bene a ricordarlo, sì, diciamo fuori sacco all'interno di questa trasmissione. Però mi ricordo i primi giorni diciamo di questa nuova rivoluzione e la caduta del regime insomma, tutte queste battute che vanno naturalmente a legarsi anche con tema Siria. Scusami, sì, stavo leggendo le notizie mentre stavo parlando, in cui si andavano quasi a incensare, diciamo, un po' queste rivoluzioni, questi fondamentalismi. Adesso ci ritroviamo con uno stato realmente delle situazioni problematiche, che ci fanno vedere che comunque questi regimi fondamentalisti non possono avere un rapporto normale con dei sistemi democratici, con giornalisti, con chi fa inchiesta, con chi vuole testimoniare, indipendentemente dai colori politici. E questo è un grandissimo, secondo me, problema che ci troveremo di fronte, e secondo me non si fa tanto bene anche ora, non so se ho fatto un parallelismo che cogli, però quando si va a esultare per la caduta di un regime, quando poi si creano dei presupposti che possono andare benissimo
della nuova versione dell'Iran. In che senso? Cioè, può essere un parallelismo molto simile a quello che è successo in Iran, quindi lo ritengo una cosa molto pericolosa. Non esiste democrazia quando c'è quel fondamentalismo islamico di mezzo, è quello che ti volevo dire. Scusami, Antonio. No, ma guarda, io sono pienamente d'accordo con te. Del resto l'ho detto anche in tempi non sospetti, quando questo Occidente esultava, von der Leyen in testa, ma che bello, è caduto Assad. Sì, è caduto Assad, però è andata al potere della gente che te la raccomando, perché la collega Lucia Capuzzi, che quanta coraggio ne ha da vendere, per avvenire è andata a Idlib, che è stata la roccaforte della lotta contro gli Assad durante tutta questa lunga guerra civile in Siria. Bene, malgrado appunto questo nuovo regime abbia detto no, ma noi saremo democratici, le donne avranno gli stessi diritti degli uomini e così via, la prima cosa che le hanno detto quando lei è arrivata in città è stata: copriti, perché sei in un paese musulmano e devi andare in giro velata. Allora, è inutile che ci prendiamo in giro, cioè pure Khomeini, quando tornò nel 79 da Parigi, dall'esilio, arrivò e disse: no, no, noi rispetteremo i diritti umani, rispetteremo le libertà fondamentali nella Persia, che d'ora in poi si chiamerà Iran. Poi l'abbiamo visto come che è andata. Sì, Il poi magari risultato 46 anni a dopo livello è quello lì. geopolitico stiamo dicendo delle castronerie, legando due situazioni secondo me diverse, anche dal punto di vista della posizionamento a livello, diciamo, internazionale. Detto questo, sono legate da un fatto di avere comunque questo mondo religioso forte, che non potrà mai andare d'accordo con la libertà di espressione, con la libertà di stampa e col fatto di poter, insomma, occupare lo spazio anche in un sistema internazionale dove si deve accettare il giornalista che viene dal tuo paese, l'inchiesta. Quindi la vedo una cosa molto pericolosa. L'Iran lo conosciamo, quindi è inutile raccontarlo, ma la deriva che prenderà la Siria. Ora non è che la Siria esce da una democrazia o No, altri, decisamente no. però questo te lo dicevo, magari abbiamo fatto anche, diciamo, lo dico ai nostri ascoltatori, un volo pindarico mica da poco, però insomma, Comunque lo diciamo. speriamo che questa ragazza riesca a fare, diciamo, Capodanno mi sembrerebbe un po', insomma, troppo ottimista come pensiero, però è assurdo che abbiamo una cittadina italiana in questo momento imprigionata nelle prigioni iraniane e non sappiamo, fra parentesi, non so se è uscita qualche agenzia, neanche il motivo. Allora, al momento non è stata ufficializzata alcuna accusa nei confronti di Cecilia Sala, e questa è la cosa ancora più grave. Sappiamo che lei era lì perché lei collabora sia con il Foglio che con Cora Media, è stata praticamente a fare un'inchiesta sul patriarcato nell'Iran, e in più aveva intervistato una comica dissidente, accusata insomma di essere una dissidente, che aveva fatto, diciamo così, dell'ironia. Per la precisione, Zainab Musavi, che era stata arrestata dal regime per gli sketch di uno dei suoi personaggi. Aveva raccontato, appunto, Cecilia Sala aveva raccontato nel suo podcast storie sul patriarcato nel paese e sulla comica iraniana Zainab Musavi. Aveva anche parlato con Hossein Kanani, uno dei fondatori delle guardie rivoluzionarie, che per quasi mezzo secolo aveva contribuito a creare l'estesa rete di milizie filo-iraniane operanti in mezzo Medio Oriente, aggiunge il Post. Quindi è stata io temo che ora la scusa sarà che è una dissidente che ha cospirato, semplicemente una giornalista che faceva domande scomode. In un posto come l'Iran, i giornalisti che fanno domande scomode li prendono, meglio ancora se sono donne, e li mettono in isolamento come hanno fatto con lei. Ora vediamo che cosa succederà. Del resto, alla Capuzzi in Siria dicono copriti perché questo è un paese islamico. A questa, alla povera Sala in Iran fanno questo giochino semplicemente perché lei sta facendo il suo mestiere. Lo diciamo per chi ci sta ascoltando, perché la democrazia si presidia
e si esporta, se posso usare ancora questo verbo associato alla parola democrazia, anche così, facendo il proprio mestiere e dando voce a quelli che voce non hanno in una dittatura. Per cui, specialmente in un posto come la teocrazia iraniana e specialmente in questo momento storico, c'è da passarsi una manina sulla coscienza e dirsi allora com'è che siamo messi a livello di diritti umani, com'è che siamo messi a livello di rapporti con certe realtà. Va bene la realpolitik, ma c'è un limite a tutto. Detto ciò, il telefono è aperto comunque 0292947222, ma c'è una telefonata. Pronto, chi è là? Pronto, caro Antonino, buonasera dal Veneto. Ehi, Antonello, ciao. Mi meraviglio della vostra meraviglia. Cioè, ci meravigliamo di quello che succede in Iran o in altre parti, questi giornalisti, ma guarda che l'Iran ce l'abbiamo già qua in Italia. Quando voi vedete i giornalisti italiani che vanno in terra italiana, in città italiane, e fanno, come dite voi, domande scomode, come vengono trattati? Non hanno nemmeno la polizia, non hanno nemmeno il guardiacorpo, perché, permettimi un istante, ma anche quella giornalista là che è stata imprigionata in Iran, chi è che l'ha mandata? In che condizioni si manda un giornalista lì a fare determinate domande sapendo il tenore di vita, di pensiero di quel paese? Mi fa cascare le braccia. È meglio che se ne stava qua in Italia. Ditelo bene al capo tribù là di quel giornale Il Foglio, che ci pensi bene, come anche Mediaset deve pensarsi bene prima di mandare lo sbaraglio giornalisti in territori come nella città di Milano per fare interviste dopo vedersi accerchiati, se non addirittura quasi menati dagli extracomunitari perché fanno le domande o perché riprendono con il telefono o altre cose di questo genere. Di che vogliamo meravigliarti, caro Antonino? Allora che facciamo? Non mandiamo i giornalisti nelle zone in cui le notizie ci sono e lasciamo che sia la propaganda a parlare? In determinati paesi io non li manderei uno. Qui nel nostro paese li manderei accompagnati da una bella squadra, sai, di quei buttafuori italiani che se qualcuno osa dire una parolaccia menano loro questi deficienti e disgraziati che vengono a invadere il nostro paese. Capisci il punto? Comprendo il tuo punto, grazie. Allora andiamo avanti con la nostra trasmissione. Tu, Sì. tu come la vedi, Lorenzo? Io la vedo che io non accetto i discorsi del genere. Se stava a casa sua, se stava a casa sua non è la risposta. Guarda, penso che sia più esportare democrazia rischiando del proprio, facendo il proprio mestiere, cercando di dare voce a queste persone che magari criticano, si permettono di alzare la manina in un paese, non è come fare il comico in Iran, non è come fare il comico in Italia, dove puoi essere scomodo. Fare il comico in Iran vuol dire rischiare la vita, ed è sacrosanto riuscire a mettere un microfono, ed è un grande coraggio, anche diciamo in virtù del lavoro uno che fa, delle aspettative del lavoro che fa nella vita, ma mettere questo microfono sotto la bocca di qualcuno che rischia la propria vita per cercare di critica con grande coraggio il regime che pervade il proprio paese. Quindi sì, secondo me è più importante un gesto di questo tipo, ed è più, secondo me, non voglio contraddire il radioascoltatore, ma secondo me è molto più importante da questo punto di vista come gesto di una guerra culturale, andare in quel paese e cercare di dare voce alle persone che non ne hanno, che ad esempio esportare la democrazia con interventi militari. Ti faccio un piccolo, diciamo, non voglio fare il solito anti-americano, anzi assolutamente non lo sono, però così è una rivoluzione culturale, si cerca di dare voce a queste persone. Per un parallelismo che fa il nostro ascoltatore, sinceramente non sono neanche d'accordo con lui con l'analisi italiana, però sono molto sicuro di una cosa, che ogni cedimento che facciamo, ma non nell'odio di vedere una persona che viene nel nostro paese, ma nei cedimenti che abbiamo su non
se uno professa la propria, cioè io mi interessa, dico la verità, sono molto tranquillo sulle persone che vengono nel mio paese, e se rispettano i miei usi e costumi io rispetto anche loro, non ho problemi, non mi dà fastidio la diversità. Certamente se il proprio uso costume minaccia e va contro a ledere anche le regole del mio paese, ecco, il cedimento lì secondo me è un autogol che non facciamo solamente per noi, ma lo facciamo proprio a quella gente che in questo momento sta combattendo per la libertà nel proprio paese. E una cosa, ad esempio, sulla condizione della donna. Non possiamo permettere, dato che comunque sia ci flagelliamo, anche giustamente magari in certi casi, sul discorso del patriarcato, non possiamo retrocedere un millimetro sul tema, su questo tema, soprattutto da chi viene dagli altri paesi e magari ha dal punto di vista culturale veramente dei passi, e lo dico perché non esiste il multiculturalismo che mette tutte le culture sullo stesso piano, secondo me è la cosa più sbagliata. Ci sono culture che devono ancora fare dei passi da gigante nei confronti, ad esempio, del rispetto della figura della donna. E se non ammettiamo questo, e se non ci guardiamo allo specchio e lo ammettiamo, noi facciamo un più grande autogol verso quelle donne che in questo paese, come nel caso magari proprio della nostra inviata, di chi stava intervistando, li facciamo veramente non solamente un torto a noi, un cedimento sul nostro paese, ma non diamo una mano neanche a quelli che stanno cercando di conquistarsi la libertà a casa propria. Abbiamo chef Circello al telefono, buonasera. Grande chef! Buonasera a voi. Buonasera. Allora, che cosa ci mangiamo per questo Capodanno? Com'è andato il Natale? Natale tutto bene, quest'anno ho realizzato anche un buon panettone, quindi anche a Roma, non solo a Milano, si può fare un buon panettone. E Dai, questa è una dichiarazione di guerra verso i lombardi. No, scherzo, poi alla fine il burro c'è un po', il vostro sicuramente è quel burro di alpeggio, il burro della Lombardia e d'eccellenza. Io guarda, c'è solamente, non so neanche se c'è ho messo all'interno stai le parlando con un arance calabrese e con un Rubera, ligure, che è quindi una DOP siciliana, per i radioascoltatori, diciamo, magari anche la maggior il parte, pastido. però. Vai, amico mio. Alessandro, sì, no, intanto, allora, l'uvetta a mollo nel pastido di pantelleria, quindi il burro di alpeggio, quindi ho messo insieme nord, sud, tutti gli ingredienti migliori per poi fare un'ottima lievitazione e cottura. Invece per Capodanno ovviamente io realizzerò come secondo piatto anche da me al ristorante al Palazzo Esposizioni, come antipasto preparerò delle tantissime varietà di pesci marinati con la melagrana e mandarino, quindi farò dalle alici, le sarde, il baccalà, lo sgombro, quindi questo come antipasto. E meraviglioso. E poi dacci il primo piatto almeno. Come per primo 2 minuti piatto per il farò primo dei piatto. ravioli farciti con patate viole burrate accompagnati da delle mazzancolle, quindi una salsa di mazzancolle e pistacchi. Il secondo piatto utilizzerò della ricciola, quindi della ricciola mi emozioni, quasi tutte specie, diciamo, che del nostro Mediterraneo, dalla mazzancolla alla ricciola. Sei il numero uno, non sei come Antonino che ci ha messo subito il salmone a Natale. Vergogna. Bravo Alessandro. Svezia. Sì, e poi è anche vero che ormai le mazzancolle noi cerchiamo quelle italiane, io prendo quelle italiane, ma spesso e volentieri leggo la provenienza di queste blu che arrivano dal Vietnam, un po' da tutto il mondo, perché ormai per abbassare i prezzi a volte magari potremmo prendere un bel pesce locale, abbatterlo, metterlo in freezer, diciamo 20 giorni prima che arrivano le feste, perché in questo periodo magari i prezzi del pesce magari potrebbero anche nei supermercati per il grande pubblico essere alti, magari scegliere un pesce italiano, conservarlo. Questo è un grande consiglio, guarda, io lo davo agli amici, ma giustamente lo diamo anche ai nostri radioascoltatori: se avete dei momenti potete benissimo metterlo in freezer, pulirlo. Ecco, magari ce lo faremo spiegare anche dalla nostra amica veterinaria Valentina Tepedino. Sono 17:59, purtroppo ti abbiamo preso in coda della prima parte della trasmissione. Io ti auguro buone feste, naturalmente che passerai al lavoro, caro amico mio, perché fai lo chef, ma grazie sempre per i tuoi consigli su Radio Libertà. Ciao Alessandro! Grazie a voi, buon anno, alle prossime ricette nel 2025. Grazie, buon anno. E adesso liberamente con il direttore responsabile di Radio Libertà, Giovanni Sallusti. A tra poco.
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti.